L'oroscopo del mese di aprile 2025. Il cielo del mese di aprile è un cielo interessante. La presenza di Nettuno, che da poco è entrato nel segno dell'Ariete, e la presenza di uno stellium affine segno dei pesci, con Saturno, Venere, Mercurio, e la presenza anche del nodo nord. Questo è un momento in cui bisogna fermarsi un attimo, fermarsi a riflettere, a pensare, a ripensare i progetti, per come svilupparli. Non bisogna avere premura di realizzarli i progetti. È un momento sì di partenze, di ripartenze, ma è anche un momento in cui bisogna fare attenzione a ripartenze e a partenze illusorie, partenze e ripartenze che così magari come sono state concepite non ci portano in nessun posto. Quindi prendersi un attimo di riflessione, di ripensamento, di riproporre i progetti verso il futuro è cosa saggia. A livello, siamo diciamo all'inizio di grandi cambiamenti che non hanno a che fare solo con la nostra vita come individualità, ma cambiamenti che hanno a che fare anche con il collettivo. Cambiamenti anche inattesi, imprevisti, a cui dobbiamo fare attenzione, e dobbiamo fare attenzione a quello che ci viene narrato o a quello che noi ci narriamo o a quello a fare attenzione ai dialoghi che abbiamo con le persone che ci stanno accanto per evitare incomprensioni e situazioni inutili. Naturalmente ricordatevi sempre che queste situazioni sono situazioni generali che vanno rapportate col proprio tema natale e non vanno, sì, è vero, stimolano anche i segni, ma in maniera molto relativa. Bisogna vedere la forza di quegli eventi astrali che vi dicevo prima all'interno del proprio tema natale. E ora passiamo al nostro oroscopino, partendo dall'Ariete. Per l'Ariete è un mese pieno di energie e di nuove occasioni e tanta voglia di fare. Per il Toro, buone sono le relazioni affettive, ma anche quelle creative e quelle amicali e lavorative. Per i Gemelli un po' di nervosismo, ma alla fine riusciranno a trovare le soluzioni ai problemi che si portano dietro. Cancro. Il Cancro deve evitare lo stress e deve concentrarsi nei rapporti affettivi. Il Leone. Per il Leone è un periodo di grandi energie e di grande voglia di fare, ma è anche un periodo di grandi gratificazioni. Per la Vergine è un momento di riorganizzare il proprio quotidiano e non avere premura, calma e ponderazione. La Bilancia, le relazioni umane e anche affettive sono da verificare, da armonizzare. Per lo Scorpione una buona serenità, miglioramenti dal punto di vista lavorativo e molta pazienza. Il Sagittario, nel Sagittario c'è tanta voglia di viaggiare, tanta voglia di scoprire, tanta voglia di conoscenza. Il Capricorno si deve concentrare sul lavoro. Progettare per il futuro, progettare, e arriveranno grandi gratificazioni non solo nel mese di aprile ma anche durante il corso dell'anno. Per l'Acquario è un mese da dedicare ai rapporti affettivi, ma anche a quelli sociali. Poi l'Acquario ha grandi qualità creative. I Pescini. Per i Pescini devono fidarsi del loro istinto, dare ascolto al loro istinto
che vi aiuterà moltissimo.